Buongiorno dal telegiornale scientifico, si parla tanto dell'Alcoa, fabbrica di alluminio a Portovesme in Sardegna, ma non è l'unica storia di industria e inquinamento complicata in quella terra. C'è anche quella meno nota della miniera di Furtei, 44 km da Cagliari, sembra presa quasi dalle cronache coloniali, una miniera d'oro, filoni che appaiono e scompaiono, qualche cercatore formalmente australiano, in realtà erano tutti anche d'origine della stessa zona del Medio Campidano sardo. Poi, dopo 12 anni, l'oro non c'è più, la miniera chiude e resta un grave inquinamento da affrontare. Naturalmente nessuno sa come affrontarlo. 3 milioni di metri cubi in 12 anni è l'enorme quantità di roccia che la cava di Furtei aveva macinato fino all'anno scorso, quando ha chiuso per estrarre 4 tonnellate di oro. Ne contengono il 3% questi terreni, un valore medio-alto, ma non è un oro così disponibile se si pensa che ciascuna delle 400 miniere sparse nel mondo ne produce in media 60 tonnellate l'anno. A Furtei infatti bastava appena a coprire le spese di gestione, ma le voci attive erano altre. Il vero business per le società è stato la speculazione in borsa, naturalmente, quindi fare sondaggi in questa zona, lanciare le azioni in borsa, vendere le azioni e proseguire l'attività. Se poi la miniera non rifonde i danni ambientali diventa un vero affare e in Italia è possibile. La legge mineraria non chiede il deposito di una cauzione o di una fideiussione bancaria a protezione di eventuali fallimenti e quindi di ripristini successivi. È quello che è successo in Sardegna. L'anno scorso, dopo che il comune di Osilo aveva negato il permesso per sfruttare un nuovo sito, i canadesi della Buffalo Gold, soci di maggioranza della regione nella Sardinian Gold Mining, hanno chiuso e sono svaniti, lasciando montagne di detriti e un mare di solventi velenosi. In quasi tutti i giacimenti, infatti, e anche a Furtei, l'oro si trova disperso nella matrice rocciosa in forma di solfuri e di ossidi. Per estrarlo, nel primo caso, si usa come solvente l'acido cloridrico, nel secondo grandi quantità di acido cianidrico, da cui si ottiene poi oro metallico con l'elettrolisi. Gli scarti hanno formato un lago. Quest'acqua contiene, oltre ai residui del cianuro, tutta una serie di metalli pesanti che naturalmente sono pericolosi per l'ambiente. Poi ci sono arsenico, mercurio presenti naturalmente nei giacimenti, ma che l'estrazione concentra a livelli pericolosi nei reflui. Ora il terrapieno perde sempre di più e solo questa pompa impedisce ai veleni di riversarsi a valle, inquinando le falde idriche. Gli ex operai la sorvegliano giorno e notte. Se si bloccasse sarebbe un disastro. E in caso di forti piogge? Non sono successi problemi perché comunque c'è stato il presidio dei dipendenti. Ora la regione minaccia rivalse legali contro gli ex soci canadesi che in ogni caso dopo il fallimento difficilmente pagheranno. Saranno i contribuenti dunque ad accollarsi la bonifica del bacino e il risanamento del territorio. Per le cose emergenziali ed il ripristino delle cose più gravi servirebbero 10-12 milioni di euro. Furtei, in sardo Vutè, è un piccolo comune sardo di circa 1600 abitanti della provincia del Medio Campidano. Questo piccolo centro è balzato agli onori delle cronache quando fu interessato da una vera e propria corsa all'oro. La vicenda della miniera tipica di Furtei,
che in un turbinio di fallimenti, vendite e avvicendamenti si è prolungata per oltre 20 anni, si è conclusa nel 2008 con un bilancio a dir poco disastroso. Ma andiamo per gradi. Dal 1987 al 2008 si sono alternate a Furtei ben 6 cordate diverse. Dall'ENI, passando per gli australiani della Gold Mines of Sardinia Property Limited, che poi si trasferisce in Inghilterra e cambia addirittura nome diventando la Gold Mines of Sardinia PLC, passando poi per la Medoro, la Sargold canadese e per ultima la Buffalo Gold, anch'essa canadese, che nel 2008 dichiara fallimento. In questi 20 anni sono state estratte circa 4,5 tonnellate d'oro e 6 d'argento, con ricavi per circa 80 milioni di euro stando alle quotazioni attuali. A ciò vanno aggiunte circa 4 milioni di tonnellate di terra smossa, 500 ettari di territorio compromesso, 47 operai al massimo picco di produzione. In realtà, ad oggi, nessuna bonifica effettiva è stata effettuata da nessun soggetto, pubblico o privato. Dal 1987 al 2008 si sono alternate giunte di destra come di sinistra. Il trend rimane comunque lo stesso, in quanto a fasi alterne tutti permettono lo sfruttamento minerario e nessuno pretende la necessaria bonifica. La ASL sembra non essersi mai occupata dell'impatto sulla salute pubblica di una miniera d'oro, che è peraltro situata a monte di una diga. Le foto ed i filmati da noi raccolti non sembrano presentare un'immagine rassicurante dell'area mineraria. I depositi e le discariche sono tutti a cielo aperto e non sono affatto isolati dall'ambiente circostante. Un altro dato allarmante è l'ammontare di fondi pubblici che sono stati concessi a condizioni vantaggiosissime alle diverse cordate che si sono alternate nella gestione della miniera di Furtei. Si parla di circa 9 milioni di euro di crediti che ormai la Progemisa non può più chiedere indietro, dato lo stato fallimentare in cui si trova la società di cui era azionista di minoranza. Chi porrà rimedio? Ognuno di noi, accrescendo la consapevolezza e la conoscenza dei diritti dell'ambiente, così come quelli della persona. Chiunque proporrà uno sviluppo sostenibile opposto ad uno sviluppo divoratore. Chiunque smette di protestare ma si impegna per apportare un cambiamento. Chiunque ha a cuore la salute propria e quella della propria terra e la vede come condizione preliminare per qualsiasi forma di sviluppo. Con la nostra giunta le cose cambieranno. Tanto per cominciare costringeremo la SGM SPA a presentare un piano di recupero ambientale. Oro. Stop alle concessioni. Prima il ripristino delle aree sconquassate dalle ricerche. La Sardegna si rivelerà un'autentica isola del tesoro, con giacimenti sicuramente superiori a quelli finora accertati in Europa e per molti versi pari anche a quelli del Sudafrica.
Furtei, meno di 2000 anime, cuore del Campidano, pianura che fu granaio d'Italia, un passato agricolo, soprattutto di carciofi e frumento, poi nel 1997 parte la corsa all'oro. La guida la Sardinia Gold Mining, australiana prima, canadese poi, ma sempre in società con la regione Sardegna. Avvio trionfale sulla carta con un investimento iniziale di 13 milioni di dollari, 80 posti di lavoro, ora tonnellate e 80 miliardi delle vecchie lire di utili previsti nei soli primi 4 anni di attività. Ma già a fine del 2000 la prima crisi, poi anni di cambi societari sino al blocco totale di ogni attività. Il 5 marzo 2009 lo schianto, la SGM si dichiara fallita. Il risultato è un paesaggio deturpato e tonnellate di fanghi e acqua al cianuro, perché l'oro, 3,5 grammi per tonnellata di terreno, si ricavava triturando le rocce e scomponendole con bagni di aggressivi chimici. Così le colline di Furtei sono state trasformate in diverse tonnellate d'oro per la SGM e in decine di milioni di metri cubi di terreno di scarto altamente contaminato per la Sardegna. Una follia. La gigantesca bomba ambientale è composta da 2 bacini di raccolta degli scarti di lavorazione, 2 laghetti che comunicano con un precario sistema di pompaggio e contengono una letale miscela di cianuro, mercurio, ferro e piombo. La diga sterile è l'invaso principale, un bacino di almeno 10 ettari con tonnellate di fango di cianuro di sodio e 30.000 litri di soluzione di vari veleni chimici. I suoi argini hanno ceduto diverse volte, contaminando una pozza naturale che, se alimentata dalle piogge, rischia di far tracimare il bacino al cianuro. Gli argini trasudano miscele di arsenico e zolfo, formando regagnoli avvelenati che sfuggono al controllo e finiscono nei campi e nella falda. Negli ultimi anni si sono registrati almeno 3 sversamenti e numerosi blocchi delle pompe che regolano i livelli dei 2 bacini. Perdite e blocchi delle pompe vengono denunciati sempre più frequentemente. Uno sversamento massiccio, causato da una delle tante inondazioni che hanno colpito la Sardegna negli ultimi anni, porterebbe i veleni dei 2 bacini nella diga di una piccola centrale idroelettrica poco più a valle, e da qui nei canali di bonifica. Il disastro arriverebbe sino al mare. L'Agenzia regionale per l'ambiente ha confermato l'emergenza, ma non esistono dati pubblici al riguardo. A sanare il tutto dovrebbe essere la regione, guidata da Ugo Cappellacci. L'argomento lo conosce bene, perché della Sardinia Gold Mining Cappellacci è stato presidente dal novembre 2001 a luglio 2003. Dopo essere stata complice societaria di questo scempio, la regione ha ora stanziato 250.000 euro cercando di tamponare l'emergenza ambientale con quella occupazionale. I 47 cassi integrati della SGM stanno seguendo dei corsi di formazione finalizzati alla futura bonifica. Ovviamente non esiste alcun progetto di bonifica o procedimento giudiziale per far pagare all'SGM le conseguenze della sua presenza in Sardegna. Il folle anticipo del disastro ambientale che continua a incombere sull'isola è sotto gli occhi di tutti, lungo la strada statale 131, Carlo Felice, la principale arteria di comunicazione sarda. L'asfalto di 10 km della superstrada, un rifacimento inaugurato alcuni anni fa, poggia su un letto di terreno trattato con cianuro proveniente dai depositi della miniera di Furtei. L'autorizzazione ad utilizzarle è stata ovviamente della regione Sardegna, l'ennesima beffa della favola dell'oro di Furtei, che per i sardi ha significato circa 9 milioni di euro di interventi finanziari regionali andati in nulla, 47 operai in cassa integrazione, un paesaggio sfregiato e avvelenato per sempre e un'operazione di bonifica e ripristino che dovrebbe costare non meno di 10 milioni di euro, ovviamente dei contribuenti.